Benvenuti e benvenute. Io sono Luana Zanella, coportavoce assieme a Enrico Bruttomenso di Europa Verde e capogruppo per Alleanza Verdi e Sinistra presso la Camera dei Deputati. Siamo qui oggi per presentare il cambio di nome del gruppo consigliare Europa Verde in Alleanza Verdi e Sinistra. Sono presenti i due consiglieri regionali, Renzo Masolo, che è anche capogruppo, e Andrea Zanoni, i due leader rispettivamente di Europa Verdi, Angelo Bonelli e Nicola Frattoianni di Sinistra Italiana, insieme Alleanza Verdi e Sinistra, il segretario regionale Marco De Pasquale, i già consiglieri regionali Tosi e Bettin, e poi abbiamo anche altri, il segretario provinciale Maurizio Enzo, abbiamo, non mi ricordo, abbiamo il segretario provinciale e abbiamo insomma vari amici e amiche che si presenteranno a loro volta, se prenderanno e quando prenderanno la parola. Io darei subito la voce per l'intervento di apertura a Renzo Masolo, che è il capogruppo del gruppo consigliare di Europa Verde, e man mano si succederanno negli interventi, prima l'altro consigliere e poi i nostri segretari nazionali. Grazie per essere qui e buon lavoro. Buongiorno a tutti e tutte, per me è una grande soddisfazione essere qui con i nostri rappresentanti nazionali, veneti, provinciali, insomma questa grande rappresentanza, e poi tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, i nostri circoli, tutta la base. Ecco, oggi è una giornata molto significativa perché non si sta presentando solo una semplice sostituzione di un simbolo o la presentazione di una semplice alleanza, ma la presentazione di un vero e proprio progetto politico, visione per la nostra regione. Ecco. Non posso dimenticare il percorso fatto 5 anni fa, perché siamo proprio a ridosso e siamo pronti per queste elezioni regionali. Sappiamo che la nostra rappresentante di allora, la Cristina Guarda, adesso si sta impegnando in ben altre sedi, in Parlamento europeo, ma ha dato un grosso impegno per questo Consiglio regionale, poi ha passato il testimone al sottoscritto, Renzo Masolo, e poi da gennaio il gruppo si è allargato anche col collega Zanoni, per cui già a questo punto diciamo, siamo una squadra che si allarga ulteriormente, saremo a battagliare, logicamente a impegnarci in questi ultimi mesi, ma di fatto, aprendo questa campagna elettorale, questa grande alleanza si allarga e veramente si riempie di valori su una visione che vuole unire appunto la giustizia ambientale, la giustizia climatica, ma poi inserire tutti i temi che riguardano la nostra visione politica, la forte attenzione per i diritti del lavoro, per i diritti sociali, la forte attenzione per l'ambiente, soprattutto nella nostra regione, che ha delle fragilità grandissime e che sarà il debito più grande che ci lascerà chi l'ha amministrata fino adesso, perché non si parla solo di debiti economici, debiti di bilancio, e questo col collega lo diciamo sempre in aula, ma si parla di debiti che saranno trasmessi alle future generazioni. Si parla di energia, si parla di trasporti, si parla delle cose che sono più impellenti e che soprattutto la popolazione che tutti i giorni le vive. Si parla di sanità e si parla dei temi fondamentali per la vita di tutti i giorni. Siamo qua pronti con una coalizione che non è mai stata così larga, un centro-sinistra che non è mai riuscito a creare un campo così largo, che sosterrà il nostro candidato presidente Giovanni Manillo. Questo cedo la parola al collega Andrea Zanoni e rinnovo il nostro impegno in questi mesi, soprattutto per i territori,
per motivare, per creare entusiasmo, per creare rete e per creare una grossa sinergia tra i due gruppi politici. Grazie. Grazie Renzo, grazie all'onorevole Luana Zanella e ai nostri leader. Oggi è una giornata veramente molto importante per tutti noi. Con la creazione del gruppo AVS non cambiamo solo un nome, oggi rafforziamo quella che è un'identità politica, un progetto, una visione molto importante, perché le battaglie che portiamo avanti in questa regione hanno bisogno di un fronte largo, determinato, coerente. AVS è una esperienza politica innovativa, coerente e necessaria per costruire un'alternativa credibile alla destra. Un'alleanza tra Europa Verde e Sinistra Italiana con una fisionomia chiara. AVS è una forza politica che ha saputo rompere gli schemi classici dei partiti, costruendo un progetto dinamico capace di unire giustizia climatica e giustizia sociale. I nostri punti di forza, diciamo, sono un programma chiaro, un programma non ambiguo, coerente, la capacità di dire no alla guerra e di rilanciare la parola pace nel dibattito politico, che sappiamo in questi momenti è veramente molto, molto terribile, anche per le notizie che ci arrivano minuto dopo minuto dai luoghi di guerra. Un progetto per il futuro. AVS è il secondo partito del centro-sinistra nella nostra regione. È una cerniera tra le forze politiche oggi di opposizione e speriamo un giorno che possano anche governare questa regione. L'obiettivo è evitare la frammentazione, costruire un fronte unito contro una destra che ci racconta tante bugie, ruba il futuro ai giovani, soprattutto qui in Veneto, è da troppo tempo. Alleanza Verdi Sinistra è una forza che non ha paura di dire la verità anche quando è scomoda. Abbiamo posizioni nette sulla crisi climatica, sui diritti sociali, sulla difesa della Costituzione, sull'opposizione alle grandi opere inutili come il ponte sullo Stretto. L'unica cosa che ha ottenuto la Lega di Salvini, ma anche di Zaia, è questa. Zaia ha chiesto il voto ai Veneti 5 anni fa promettendo l'autonomia, ma in cambio gli ha portato il ponte sullo Stretto. Questo dobbiamo ricordarlo ai Veneti in questa campagna elettorale. Viviamo una regione, dopo, questa è una cosa molto importante da ricordare, dove i ricchi non pagano le tasse dovute. Pensate che il Veneto è l'unica regione d'Italia a non aver mai applicato la maggiorazione sull'addizionale dell'IRPEF. Mancano centinaia di milioni all'appello, quindi bisogna pagare le tasse in base al proprio reddito. Se non c'è giustizia fiscale, non c'è giustizia sociale, qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo i più abbienti in Veneto che risparmiano, mentre i cittadini pagano con liste d'attesa infinite, abbonamenti degli autobus, soprattutto degli studenti, che aumentano ogni anno, borse di studio insufficienti, tagli all'assistenza per disabili e per gli anziani. E in Veneto, al pronto soccorso, rischiamo di non dare più la carta d'identità, ma di dover dare la carta di credito se andiamo avanti di questo passo. E quando ho osato dire nello scorso Consiglio, c'eravamo a battagliare in aula, quando ho osato dire che la superstrada pedemontana veneta è un cappio al collo dei veneti che si stringe sempre di più man mano passano gli anni, sono stato addirittura censurato dal Presidente del Consiglio, ma naturalmente la verità non si imbavaglia. Perché dico questo? Perché la strada pedemontana veneta è costata 2 miliardi e 250 milioni, ma ci porterà a pagare un canone annuo per 39 anni per un totale di 12 miliardi di euro, mentre la Regione incassa i pedaggi. Ma i pedaggi sono insufficienti per pagare il canone al privato, quindi hanno portato il rischio d'impresa dentro ai conti della Regione. E quindi abbiamo il primo buco di 50 milioni del 2024, certificato pure dalla Corte dei Conti, e quest'anno sarà a circa 70 milioni, per un possibile buco nei 39 anni di concessione di 5 miliardi di euro. Questo è quello che lascia in eredità Galan prima e Zaia adesso. Questo perché la quota del canone, che nel 2025, quest'anno è di 200 milioni, crescerà fino a 450 milioni. Vi rendete conto?
E quindi verso la fine di 39 anni io mi chiedo come faranno a far quadrare i conti, perché miracoli non si fanno, il flusso di traffico è quello. Quindi si prospetta un buco di 5 miliardi di euro grazie al project financing, al contrario di Zaia e Galan. Abbiamo una pista da bob da 120 milioni di euro costruita per 16 giorni di gare. Mentre l'ambiente viene devastato, i cittadini aspettano un treno che non arriva, una visita che non si fa, una casa di riposo che non si possono permettere. Viviamo nella regione europea col più alto tasso di utilizzo dei pesticidi. Gli ispettori INAIL e Spisal ci dicono che a causa dei pesticidi i viticoltori veneti si ammalano di Parkinson. Eppure si continua a difendere un'agricoltura che avvelena invece di sostenere l'agricoltura biologica. E poi ci sono i colleghi di Fratelli d'Italia che si stracciano le vesti per i tagli della von der Leyen nell'agricoltura. 100 milioni di euro in meno solo il Veneto, è notizia di questi giorni. Ma gli stessi però hanno votato per portare al 5% del PIL le spese per l'acquisto di nuovi missili, carri armati, bombardieri. Questo dobbiamo ricordare ai cittadini veneti. La coperta è corta e naturalmente se la tiri da una parte resta scoperta l'altra, e noi lo diciamo da sempre. Il Veneto è anche il primo per consumo del suolo e su questo Alleanza Verdi Sinistra ha una posizione chiara, netta, senza se e senza ma. Siamo stati tra i pochi a denunciare il condono Salva Milano Sala, votando contro le speculazioni edilizie e le colate di cemento mascherate da rigenerazione urbana. Il bilancio dei 15 anni di governo di Zaia è un elenco di fallimenti e di danni strutturali. Un presidente che è stato presente in consiglio in questi 5 anni ormai solo 12 volte, meno del 7%. Abbiamo i pesticidi alle stelle, abbiamo 3,5 kg per abitante di pesticidi, siamo i primi in Italia e probabilmente i primi in Europa. Sul consumo del suolo siamo i primi assieme alla Lombardia, 891 ettari persi solo l'anno scorso. Sulla sanità pubblica abbiamo le liste di attesa che si allungano sempre di più e la sanità privata che galoppa in Veneto. Continuano ad aprire nuovi studi. Poi gli scandali e crack bancari con 200.000 risparmiatori rovinati. Sul Mose avevamo Zaia che non c'era, avevamo Galan che riceveva le mazzette in una stanza, nella stanza accanto Zaia che non ha mai visto niente. Sui FAS abbiamo 300.000 cittadini col sangue contaminato, una cosa epocale, da nessuna parte al mondo era mai capitata una cosa del genere, 90.000 dei quali sono in una situazione gravissima per la concentrazione. Con Giovanni Manildo, il nostro candidato presidente, stiamo costruendo una campagna forte, concreta, radicata. I nostri temi sono chiari: salute, giovani, ambiente, lavoro, sviluppo sostenibile. Sono gli assi portanti del nostro impegno per i veneti di oggi e per quelli di domani. Perché non vogliamo più vedere migliaia di giovani costretti ad andarsene. Negli ultimi 13 anni, pensate, in Veneto, dal 2011 al 2024, sono 100.000 i giovani costretti ad abbandonare questa regione perché non riescono a trovare lavoro. Non vogliamo leggere negli occhi dei nostri anziani l'angoscia per una lista d'attesa lunghissima, per una visita specialistica che non riescono a fare, perché non è normale vivere in una regione che ha l'inquinamento più alto d'Europa, assieme alla Lombardia, e non far niente per risolverlo. C'è bisogno di fiducia, di empatia, di solidarietà, di competenza, c'è bisogno di un lavoro veramente di squadra di tutti noi. E sabato mattina saremo tutti a Treviso per la partenza della campagna elettorale della nostra coalizione con Giovanni Manildo. Giovanni Manildo che è quello che è riuscito a battere Gentilini, che vinse le elezioni comunali battendo Gentilini. Oggi con AVS e con tutta la coalizione abbiamo l'occasione, dopo 30 anni di centrodestra, tra Galan prima e Zaia poi, di ripensare il modello della nostra terra. Ci impegneremo con tutta la nostra energia, con tutta la nostra passione, lo faremo in squadra e lo possiamo fare uniti assieme a tutti noi. Do la parola a Angelo o Nicola. Nicola, ecco, abbiamo deciso. Nicola Trattoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Ma intanto grazie molte a tutti e a tutte per aver organizzato questa
conferenza stampa, ma soprattutto per l'oggetto di questa conferenza stampa. Ne stiamo facendo molte, vero Angelo, in giro in questo momento nel Paese, la nascita del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Regione Veneto, come la nascita dei gruppi di Alleanza Verdi e Sinistra in moltissime sedi istituzionali di questo Paese, sono il segno di una crescita, di una grande crescita, di una proposta politica che continua giorno dopo giorno a guadagnare consenso, credibilità, e che cresce sul terreno del consenso e della credibilità perché cresce anche sul terreno dell'efficacia di un'iniziativa politica che ogni giorno misura su questioni concrete l'urgenza di una proposta che sappia essere, come peraltro è stato ricordato anche negli interventi che mi hanno preceduto, insieme coraggiosa, ambiziosa sul piano intellettuale, politico, in grado di non rassegnarsi, di non accontentarsi, nemmeno di non accontentarsi nemmeno, diciamo, dei risultati elettorali, no? Delle posizioni guadagnate. Noi non ci accontentiamo, abbiamo l'ambizione intellettuale di continuare a pensare che la politica serva a cambiare il mondo che abbiamo di fronte. Siccome il mondo che abbiamo di fronte non ci piace, è pieno di guai, di guasti, da quelli giganteschi prodotti dalla guerra, dal genocidio in corso a Gaza, dalla guerra in Ucraina, dalle molte guerre che si moltiplicano ad un ritmo sempre più impressionante. Il mondo è pieno di guai perché viviamo in un mondo il cui ambiente è violentato quotidianamente da politiche di crescita e di sviluppo che con lo sviluppo non hanno niente a che fare, hanno a che fare con la regressione, col peggioramento delle condizioni di vita di tutti e tutte. Insomma, in un mondo come questo, segnato da guerre, da crisi climatica, da una diseguaglianza che cresce a ritmi sempre più impressionanti, anche qua la ricchezza non scompare, anzi la ricchezza complessiva cresce. Il punto è che si distribuisce in modo indecentemente ineguale e i record, non solo quelli veneti, diciamo, che sono stati ricordati, che sono tutti record negativi. I record negativi qualificano anche l'esperienza del governo della destra di questo Paese. Abbiamo appena celebrato, anzi assistito alle celebrazioni dei 1000 giorni del governo Meloni. Per la verità, come ho avuto modo di dire in qualche occasione, Giorgia Meloni ci ha abituato a una celebrazione quotidiana, ogni giorno c'è una celebrazione, un risultato storico da annunciare, solo che questi risultati non hanno praticamente mai nulla a che vedere con la realtà con cui si misurano milioni di italiani ed italiane. Giorgia Meloni annuncia i suoi risultati roboanti sul lavoro, annunciando più occupati di sempre, dimenticando di raccontare che quegli occupati sono occupati dequalificati, con salari spesso insufficienti ad arrivare alla metà del mese, che questo è il paese in Europa e nel G7 con gli stipendi e il potere d'acquisto degli stipendi delle pensioni più basso tra tutti quelli comparabili, che di fronte alla crescita continua dell'inflazione, del costo della vita, stipendi e pensioni restano al palo. Insomma, di fronte a tutto questo abbiamo bisogno di cambiare, di un'alternativa, e in un territorio come il Veneto, dopo 15 anni di Zaia, l'urgenza di questa alternativa è ancora più grande, più forte. Vale per il Veneto, vale per questa città meravigliosa in cui oggi facciamo questa conferenza stampa, non lo dimentichiamo, tra qualche mese voteremo anche qui a Venezia. Sono tutte tappe fondamentali nella costruzione di un'alternativa per questo Paese, e ripeto, AVS ha l'ambizione di essere protagonista di questo cambiamento, perché abbiamo avuto, credo, diciamo, intanto sì, penso che lo possiamo dire, ce lo possiamo anche dire da soli, insomma, il merito, il coraggio di fare una cosa diversa da quella a cui spesso si era abituati dalle nostre parti. Si era abituati alla frammentazione, alla riduzione, diciamo, dell'identità, alla rivendicazione di un confine, di un recinto, di una bandiera da issare un po' più in alto. Abbiamo con Angelo Bonelli e con Luana che sta qui, con tutti e tutte voi, con Europa Verde, vale per Sinistra Italiana, ma vale anche per tanti e tante altre che non erano, talvolta non sono ancora oggi né di Sinistra Italiana né di Europa Verde, ma guardano a questo progetto come una speranza e come una possibilità, come uno strumento utile. Provate a fare una cosa nuova. Abbiamo lavorato sulla convergenza, e non solo la convergenza come somma di forze, che pure non è una roba da buttare via, diciamo, ma la convergenza come terreno di una ricerca comune per imparare cose nuove, per imparare lingue nuove, per imparare piste di ricerca nuove, perché abbiamo tutti bisogno di nuovi strumenti per leggere questo mondo e per provare a rispondere alle sue crisi e ai suoi problemi.
ne abbiamo bisogno da tanto tempo e tanti e tante di noi in questa ricerca, diciamo, la conducono quotidianamente. In questo periodo dell'anno mi viene sempre un pensiero: oggi è 21 luglio, ieri era il 20 luglio, è passato quasi un quarto di secolo dal G8 di Genova, no? Avevamo ragione quasi su tutto, no? L'avevamo vista lì, che cosa sarebbe successo, cosa avrebbe prodotto una certa globalizzazione, l'aumento delle diseguaglianze, la guerra, la crisi climatica. Stavano tutti lì i problemi, ci avevano dato dei pazzi, peggio, dei pericolosi diciamo terroristi, infatti ci hanno sparato addosso, ma noi abbiamo continuato a cercare e oggi credo che questo progetto non sia naturalmente la soluzione, ci mancherebbe, però è una risposta importante, perché questa risposta ha avuto il coraggio, diceva adesso Zannoni, di tenere insieme due cose che non sempre stanno insieme, anzi raramente: la radicalità intesa come la ricerca delle radici dei problemi, andare alla radice dei problemi, e dunque l'ambizione di mettere in campo proposte che spesso e volentieri altre forze non sono in grado di mettere in campo. Quando parli di giustizia fiscale dici una cosa molto importante. Quando noi, spesso in solitudine, io e Angelo, ma dico io e Angelo solo perché siamo quelli, diciamo, che tendenzialmente hanno una maggiore visibilità, diciamo che di fronte a enormi ricchezze che si accumulano in modo così appunto indecentemente ineguale, è arrivato il momento di intervenire con forme di prelievo fiscale su quelle enormi ricchezze, si chiamino extra profitti o enormi patrimoni. Io penso che diciamo una cosa di buon senso, ma che spesso e volentieri è difficile rintracciare nel discorso pubblico, e questo vale anche per le ricette necessarie a contrastare o adattarsi alla crisi climatica, vale per le questioni che riguardano la pace e la guerra. Usiamo le parole giuste, ma contemporaneamente, mentre abbiamo questa ambizione e anche questa radicalità, e ho finito, siamo anche la forza, che anche qui è difficile metterlo francamente in discussione, con più determinazione lavoriamo alla costruzione di coalizioni in grado di costruire concretamente l'alternativa, di battere la destra, perché c'è poco da fare. Con questa destra qui, finché c'è questa destra qui, bisogna essere, diciamo, anche un po' pragmatici e avere il coraggio, senza rinunciare al nostro punto di vista. Lo dimostrano appunto, e qui è stato ricordato, il Salva Milano. A Milano, in questo caso Europa Verde, non Sinistra Italiana, ma per me, lo dico qui, mi sentirete sempre meno dire Europa Verde, Sinistra Italiana, cioè per me è AVS, tanto per essere chiari, anche quando chi interpreta questo progetto è iscritto a una delle due forze, è una nostra scelta, quella dell'alleanza, appunto anche questa è netta, ma per me è AVS. A Milano AVS è in giunta, in consiglio, no? E quindi condivido una responsabilità, ma lo fa senza, diciamo, aver minimamente rinunciato, anche nei passaggi più stretti, a esprimere un punto di vista. Noi abbiamo non solo votato contro il Salva Milano in Parlamento, ma abbiamo lavorato perché quel progetto si fermasse. Siamo stati protagonisti di quella battaglia, in Parlamento e a Milano, esattamente come continueremo ad esserlo sulle questioni di merito. Ma siamo protagonisti nella costruzione delle alleanze e protagonisti di quella costruzione a partire da un punto di vista chiaro e coerente rispetto ai nostri obiettivi. Vogliamo continuare a fare questo, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo anche in Veneto in vista delle prossime elezioni regionali, lo faremo con liste forti e autorevoli, con l'ambizione di avere un grande risultato alle prossime elezioni regionali in Veneto, perché pensiamo che una grande rappresentanza di AVS in Consiglio e nel governo di questa regione. Perché lo voglio dire chiaramente, non è che uno deve pensare che il Veneto, siccome qui è una partita che non si può giocare, si può giocare come, si può vincere anche in Veneto e bisogna lavorare per questo e noi ci siamo. Adesso vi presento Monelli. Bene, innanzitutto grazie a tutte e tutti voi perché oggi presentare la costituzione del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel Consiglio regionale del Veneto è un passaggio estremamente importante. È un passaggio estremamente importante perché si inserisce in un percorso dove questa novità politica rilevante, adesso non lo dico perché siamo direttamente interessati, però diciamo che se dovessimo vedere in questi ultimi 3 anni qual è la novità politica rilevante che sta costruendo consenso, è anche una modalità nuova di organizzazione politica che cerca anche di andare a superare un po' quelle forme partito che diciamo
comprimono la democrazia, e quindi questo assetto federativo di un'alleanza che mantiene intatte identità e storie politiche che non vanno cancellate, perché le storie politiche di entrambi non vanno cancellate perché sono una risorsa fondamentale e anche consentono di non perdere quella memoria storica che è fondamentale per costruire, per lavorare in un presente e costruire un futuro migliore. Noi abbiamo visto che a queste ultime elezioni europee tutti gli istituti di sondaggio, diciamo 20 giorni prima, 10 giorni prima, ci davano borderline per lo superamento dello sbarramento del 4%, e poi invece non solo l'abbiamo superato abbondantemente, ma abbiamo quasi raddoppiato i voti delle elezioni politiche. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo continuare in questa strada di questa alleanza che, ripeto, salvaguarda due identità storiche e politiche, mette al centro e fa dialogare due questioni fondamentali, la giustizia sociale con la giustizia climatica. I Verdi hanno riflettuto che solo il tema diciamo ecologico, anche se noi abbiamo sempre detto che la questione ecologica rappresentava in sé anche una grande questione sociale, e la questione sociale insieme alla questione ecologica oggi riescono a parlare a monti sempre più ampio. Quindi qual è il nostro dovere e il nostro lavoro? È quello di consolidare questo risultato delle elezioni europee del 6,7%. Devo dire che i sondaggi li guardiamo sempre con molta cautela, perché sono estremamente promettenti, ma vogliamo, come dire, a queste elezioni regionali a ottenere un risultato che si avvicini alle due cifre. E questo è possibile in molte realtà italiane, è possibile anche in questa regione, dove la confluenza di realtà civiche vere, importanti, che hanno fatto battaglie sul territorio, fortemente rappresentative, possono dare un contributo importante insieme ai nostri due consiglieri regionali che rappresentano percorsi fondamentali. Ecco, in questo contesto Alleanza Verdi e Sinistra vuole costruire ed essere pontiera come alleanza di questa alleanza che noi vogliamo costruire nel Paese, scusate il gioco di parole, un'alleanza che non si è fatta nel 2022, perché diciamo Giorgia Meloni ha vinto le elezioni pur essendo minoranza del Paese solo per la follia che è accaduta nel centro-sinistra, perché se non ci fosse stata quella follia noi non avremmo avuto la destra più feroce, più pericolosa che c'è in Europa per i provvedimenti che ne sono stati adottati. Potrei fare un lungo elenco, dal decreto sicurezza alla riforma che domani andrà a essere votata sulla giustizia al Senato della Repubblica, una riforma che praticamente garantisce impunità, non garantisce giustizia ai cittadini. È un segnale molto chiaro di fare in modo che la giustizia, la magistratura dipenda dal governo. Ne abbiamo avuto e ne abbiamo ogni giorno la prova sul comportamento di esponenti che hanno incarichi in questa direzione. Mi riferisco in primis al ministro Nordio, il quale pochi giorni fa ha avuto modo di dire con tanta tranquillità, che questa tranquillità a me ha provocato profonda inquietudine e anche orrore, di dire: tu magistrato mi hai criticato perché io ho liberato Al-Masri e io ti punisco. La sostanza è questa. Questa è una logica aberrante, una logica che solo in una svolta autoritaria può accadere. Pensate al decreto sicurezza, ma pensiamo anche a tutta l'involuzione sul tema delle politiche, sul clima, che vogliono essere fermate. Ecco che c'è bisogno quindi di una forza profondamente ecologista, profondamente sociale, che dia una risposta, che non litiga, perché a differenza di altri noi non ci avete mai visto litigare. Discutiamo, ma discutiamo di politica a viso aperto, e questo è una delle grandi, diciamo, forze, un elemento di grande forza che noi dobbiamo far valere. Ecco, in Veneto penso che ci sia una grande occasione per ottenere un importante risultato, mettere in evidenza le grandi contraddizioni e anche quello di chi oggi parla del buon governo di Zaia, che in realtà è il malgoverno di chi ha portato questa regione ad essere una delle più cementificate, di aver dimenticato
i cittadini che hanno fatto una battaglia, come diceva una volta Gianfranco Amendola nel suo famoso testo In nome del popolo inquinato, totalmente dimenticati. Mi riferisco alle mamme, alla battaglia sui FAS, che è stata fatta, una grande vittoria avuta nei tribunali, ma il punto è che vinci nei tribunali, ma è che poi la politica deve riuscire a prendere quei provvedimenti per bonificare, risanare e fare in modo che l'acqua, le falde tornino ad essere salubri. Ecco, questa è una delle questioni fondamentali di una sanità come quella della Regione Veneto, dove il privato è sempre lì, e quindi noi dobbiamo lavorare per potenziare sempre di più la sanità pubblica. Quindi in questo contesto il lavoro forte di consolidamento di Alleanza Verdi e Sinistra, su cui noi contiamo, ripeto, non solo in Veneto ma in tutta Italia, di avere un grande risultato, lo vediamo proprio a un orizzonte non tanto lontano, e questo è un invito forte ai giovani, meno giovani, nonni, mamme, papà, di guardare con attenzione, perché oggi quello che manca alla prospettiva politica è una dimensione etica. E sulle questioni concrete vorrei dire, prima Nicola parlava delle questioni urbanistiche, tolgo veramente pochissimo per poi concludere, perché penso che sia doveroso dirlo. Noi a Milano abbiamo detto in maniera molto chiara, non siamo di quelli che gridano, urlano al lupo quando la magistratura interviene. Faccia il suo corso la magistratura, è il suo ruolo, deve verificare. Il sindaco avrà modo sicuramente di dimostrare la correttezza del suo operato, ma c'è un punto che le politiche urbanistiche sino ad oggi portate in questa città, nella città di Milano, pongono un problema serio di una discontinuità. Non può solo nascere da luoghi dove non c'era nulla, grattacieli enormi, non possono avviarsi quei processi che tecnicamente si dicono di gentrificazione, ovvero di luoghi in cui le classi medie non sono più nella condizione di poter pagare un affitto o poter acquistare la casa, perché nelle periferie il costo a metro quadro arriva anche a 4-5 mila euro un metro quadro. Questo significa espellere, mandare sempre più lontano, non tanto più dai centri, ma pure dalla periferia, quindi fare in modo che una città non consenta più il diritto di cittadinanza a chi ha un reddito basso. Questo è un problema serio dal punto di vista ambientale e sociale che noi poniamo con forza. La realizzazione dello stadio non è una priorità, la priorità è la riqualificazione delle periferie dal punto di vista sociale e ambientale. Non abbiamo paura di dirlo e lo diciamo con forza, a testa alta, anche ai nostri alleati a partire dal Partito Democratico. Abbiamo detto no al decreto Salva Milano quando dicevamo che era un condono generalizzato, e poi alla fine avevamo ragione noi e ci hanno dato ragione noi quando ci dicevano no, sbagliate. Ecco, noi diciamo che anche in questo interno svolgiamo anche una funzione importante, fondamentale, di correzione di alcune posizioni. Questo significa che accolgo con grande felicità la nascita del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, e quindi questo è un cammino molto molto importante, forte, di rafforzamento, consolidamento e di costruzione dell'alternativa a questa destra feroce e becera, mi sia consentito dire, che noi dobbiamo mandare all'opposizione in questo Paese. Va bene, allora grazie, permettetemi insomma di ringraziare per questo appuntamento importante. Direi che abbiamo una notizia, cioè che partiamo con una campagna elettorale come Alleanza Verdi Sinistra, che sarà importante, per un Veneto diverso, per costruire l'alternativa nella nostra regione, e perché, diciamo, a partire dal lavoro svolto, che è stato un lavoro importante in questi 5 anni in Consiglio regionale, noi crediamo di meritare anche un Veneto diverso, e quindi da questo punto di vista credo che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni importanti come Alleanza Verdi Sinistra, e come coalizione
ricordando l'appuntamento di sabato, come è stato fatto positivamente insieme al nostro candidato presidente Giovanni Manildo. Io direi che a questo punto, vedendo anche il tempo che scorre, se ci sono giornalisti che hanno delle domande, vediamo di lasciarci questo spazio e poi proseguiamo.